il titolare, l'azienda agricola Dotta, sono Dotta Andrea e questa azienda è nata il 1 gennaio 2013. Prima inizialmente era un'azienda agricola dove si coltivava la vite portando l'uva in cantina. Sì, eravamo conferitori di uva. Dopo nel 2014 abbiamo iniziato questa nuova realtà, vinificando anche il prodotto e portando tutta quanta la filiera fino a un prodotto finito, la bottiglia. Il 90% appunto della superficie evitata che abbiamo in azienda è tutta quanta di OCG Conegliano Valdobbiadene, e abbiamo solamente una piccola parte ad hoc e un piccolo appezzamento di Chardonnay a taglio di OCG. Grazie appunto a questo bando del PSR abbiamo potuto acquistare lo scalzatore, l'atomizzatore di vasi vinari. Questo contributo ci è stato molto utile perché innanzitutto essendo anche giovane, avendo poche opportunità anche finanziarie, ci ha permesso di poter acquistare subito queste attrezzature e comunque aumentare in modo anche esponenziale, proprio in modo veloce, la capacità in cantina per poter riuscire a vinificare tutta la nostra produzione. Abbiamo delle pendenze che variano anche a un 20, a un 25%, anche un 30% qualche volta. Abbiamo dovuto prendere una macchina singola, quindi che riesce a fare un filare alla volta, e questo scalzatore consiste in questa macchina che riesce a lavorare il terreno sotto la fila, tra una vite e l'altra, eliminando appunto il diserbo, quindi avendo una lavorazione meccanica. L'atomizzatore è una botte che ci permette di fare i trattamenti fitosanitari. Anche questa è stata una scelta che ho voluto fare, un atomizzatore a torretta, per riuscire a eliminare, cioè non a eliminare al 100%, ma comunque a cercare di evitare di fare una certa deriva, quindi che il prodotto vada direttamente sulla pianta e non venga messo nell'aria o per terra.